iscrivetevi al canale e attivate la campanellina qui sopra. Perché non è uno dei più belli percorsi del mondo, è il più bel percorso del mondo. Bene, un saluto dal sindaco di Fiesso d'Artico Marco Cominato. Eccolo qua. Buongiorno a tutti, ciao atleti, io ringrazio il sindaco di Fiesso d'Artico come sempre questa sfida. Anche noi vi auguro ovviamente con tutto il cuore una grande gara, ragazzi, metteteci energia, poi vi aspettiamo agli arrivi. Ascolta, gli facciamo gli ultimi auguri a questi atleti per la corsa. Auguri, in bocca al lupo, in bocca al lupo, mi auguro di essere campioni come lo sono io. Sì? Bene, grazie. Nel frattempo siamo già in diretta Rai, ecco l'elicottero che ci sta inquadrando dall'alto, che trasmette in diretta la 36esima edizione della Win Venice Marathon, quando sono le 9:38 di questa domenica 23 ottobre 2022 e sono le 9:39. 9:39, tra pochi secondi partirà Federico Rossi. Un applauso a Federico Rossi! Federico Rossi verso Venezia, verso Venezia. Ci stanno schierando i top runners che daranno il via assieme al serpentone interminabile di oltre 6.500 runners provenienti da tutto il mondo a questa edizione della Win Venice Marathon 2022. Siamo pronti ragazzi per il conto alla rovescia. Mi raccomando, vi voglio carichi, vi aspetto ovviamente a Venezia, in bocca al lupo a tutti. Partiamo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! In bocca al lupo ragazzi! Sto passando tutti i nostri atleti, entusiasmo e energia, grazie ancora per essere qui per rendere speciale questa corsa. Siete sfidando veramente tantissimi, Passaggio al quinto chilometro, 15.01 per la gara maschile, 17.30 nella gara femminile. Grazie DJ! Camera che conduce sul chilometro 10, siamo con il crono 29,49 in questo momento, quindi il passaggio davvero squisitamente perfetto anche per quanto riguarda la gara maschile. Ognuno di loro ha il suo riferimento personale, maratoneti il resto del gruppone comunque troveranno davvero
genere di conforto induce la telecamera mobile giustamente sulla gara femminile. Corir Nimbona, Karimi, la Paile, Etiope. 1 ora 22 minuti e 2 secondi. E anche la seconda. Mi manca poco a completare il podio anche della mezza maratona. Grazie a TDS ufficializziamo il verdetto della mezza maratona al maschile. Tommaso Forner, Assindustria Sport, dunque l'Assindustria ha vinto sulla distanza della 10 km al maschile, vince la mezza maratona al maschile 1:09:42. Antoine Gilic, il belga, vince in tempo, arriva secondo 1:10:32. Lo spagnolo Alvaro Sabater Ramirez al terzo posto 1:15:21. L'andatura è perfetta, è stato chiesto un 3:02 ma stanno andando a 3 al chilometro, regolarissimi. Chi comodamente seduto a casa in poltrona si sta gustando Win Venice Marathon, ma lasciatemelo dire, noi siamo qui, tocchiamo con mano, siamo fortunati, tocchiamo con mano questo prodotto meraviglioso che si chiama Win Venice Marathon. Altri pacer dell'ora e 30, bravi, perfetti!
Vicenza Marathon. Brave, ciao ragazze, ben arrivate! Al passaggio di 15 km. Bella questa inquadratura che ci porta nel cruscotto del display della moto, della moto telecamera 1, e la velocità in testa è di 19 km/h. Oriago di Mira in questo momento. Arriva il crono, il passaggio femminile. Claudia Andrighettoni della Quercia Trentino vince 1:22:01, Luisa Conisso vittoria atletica 1:22:37. Alessia Mira, sportiva nuova tecnica di ieri, è terza 1:27:53. Sono rimasti in 15 da 17 che erano lì davanti. Brava! Dai, grande! Stare il ritmo della gara femminile. Ben arrivate e ben arrivati. Ancora arrivi di 10K e arrivi di mezza maratona. Il tempo è 1:42:09. Tempo di maratona 54:18. Bravi tutti quelli che hanno organizzato. E grazie ovviamente a tutte le istituzioni, compresa ovviamente l'amministrazione comunale, che è sempre partner integrante di questo evento. Siamo pronti allora per dare il via al podio femminile. So, ladies and gentlemen, here we are ready for the prize giving of the female 21 kilometers. Al terzo posto, the time, she's from Italy, dall'Italia, the time is 1 hour 27:53. Polisportiva Nova Atletica Chieri. Ladies and gentlemen, big applause for Alessia Mira.
Nino Di Blasio, grazie della sua presenza. Al secondo posto, the second place, ladies and gentlemen, she's from Italy again. 1 hour 22 and 37, Vittorio Atletica. A big applause, grande applauso per Elisa Comisso. Ecco, foto ufficiale assieme alla vice sindaco, al presidente dell'autorità portuale. E ora scopriamo chi salirà nel gradino più alto del podio di questa 36esima edizione, prima edizione della Half Marathon. Lei è italiana, nuovamente 1 ora e 22:01, so first place, ladies and gentlemen, from Italy once again, 1 hour 22:01. US Quercia Trentignana, ladies and gentlemen, at the first place, she's Claudia Righettoni. Questo è il podio femminile. Here we have the female podium, 21K, the first Venice Half Marathon, ladies and gentlemen. What a great day today, a lot of Questo è il primo podio femminile della Half Marathon 2022, un anno che entrerà sicuramente nella storia. Prima edizione della Venice Half Marathon. Una foto ufficiale solo voi. Entriamo nel vivo invece della premiazione maschile di questo grande e importante podio di questa prima edizione della Venice Half Marathon e cominciamo dal terzo posto, dalle Spagna, 1 ora 15:21, from Spain, 1 hour 15, and ladies and gentlemen, signore e signoritas, Sabater Ramirez Albano. Il vice sindaco Andrea Tomaello che consegna la coppa, presidente dell'autorità portuale di Venezia con l'altro cadeau, Fulvio Di Blasio, presidente autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale. Bene, scopriamo il secondo posto. Let's discover the second place from Belgium. E allora è il momento di acclamare al primo posto del podio. Primo posto del podio, place number 1, ladies and gentlemen. The time, 1 hour 09 and 42, 1 ora 09 e 42. Assindustria Sport e la sua società. Signore e signori, ladies and gentlemen, and the winner of the first Venice Half Marathon 2022 is Mr. Tommaso Forner. Tommaso Forner al primo posto, al secondo posto Antoine Willick, al terzo posto Alvaro Ramirez. Eccoli qua, signori e signori, il podio. Adesso è il momento della nostra Corporate Cup, che anche lei è la prima edizione. Facciamo una premiazione, chiamiamo il nostro title sponsor della Corporate Cup, Banca Ifis, che tanto ha voluto questo trofeo, il dottor Berna, che ha pure corso la 10K, che è già cambiato e docciato, quindi vuol dire che è veloce, è veloce. Ecco, passerei a lui la parola e poi premieremo. Benvenuto. Grazie mille, grazie a tutti.
bello ritrovarsi qui anche quest'anno. Bellissima gara. Bene, siamo felici, quindi direi che questa prima edizione la dedichiamo al gruppo di Ali che si sta allenando da ben 3 mesi con l'aiuto della nostra Isabella Lazzarini. Grazie, e quindi preghiamo il gruppo Ali di venire sul palco. Se c'è Matteo Canella, che anche lui mi sa che ha corso, o un rappresentante di loro, c'è pure la mascotte che ci accompagna. I ragazzi quest'anno hanno avuto la possibilità di incontrare la mascotte, di conoscere Ali e di divertirsi insieme in 5 città in tutta la regione, in tutto il Veneto. Quindi che dire, fatevi un applauso da soli a questo punto, ve lo meritate. Chi parla del gruppo? Qualcuno dice qualcosa? Dai Giulia. Allora io saluto tutta l'organizzazione di Venice Marathon, ringrazio tutti i colleghi che hanno voluto partecipare a questa bella sfida che ci siamo posti un paio di mesi fa in realtà. Mi spiace per chi all'ultimo secondo non è riuscito ad essere qui con noi, però alla prossima ci proponiamo di essere ancora più numerosi. Oggi spesa gratis per tutti, tutti i 114 supermercati Ali. Pensavo. Grazie Ali, grazie al dottor Bene e a Banca Ifis per questa premiazione simbolica ma che dà un grande significato. Sì, una bellissima giornata da passare assieme, bellissimi gruppi, eravamo in parecchi, infatti contarsi adesso. Grazie mille, grazie mille. E mentre la maratona va, facciamo un altro auditorio. Abbiamo gli amici del Porto di Venezia, anzi io lo chiamo Porto di Venezia perché l'abbiamo sempre chiamato Trofeo del Porto, ma la dicitura esatta è Autorità Portuale del Sistema Adriatico Settentrionale. Quindi richiamerei il presidente De Blasio sul palco, poi passerei a te la parola Miki per la premiazione del Trofeo del Porto 2022. Torna il presidente De Blasio, a cui diamo anche il microfono nuovamente. Grazie, ciao. Anticipiamo e introduciamo questo premio. Sì, è un premio che abbiamo, innanzitutto è il gruppo del Porto. Il Porto è una parte fondamentale di questa città, è una città forte. Tutti gli atleti hanno corso all'interno del porto per arrivare in questa bellissima location. Persone che hanno lavorato nel porto, gente delle capitanerie, gente dell'autorità portuale, gente degli agenti, è tutto un grande ecosistema che ha voluto partecipare. Abbiamo deciso di dare un premio, dedicare poi il premio importante a questa associazione che fa assistenza alle persone che sono in cura oncologica. E quindi siamo molto contenti perché siamo riusciti a unire la passione per lo sport con la passione alla prossimità alle persone che hanno bisogno di questo. Grazie Presidente, allora non ci rimane che chiamare i 2 premiati, sono un uomo e una donna. Cominciamo ladies first, come sempre. Trofeo del Porto, prende il nome così. Signori e signori, un applauso ad Anna Vianello. Anna Vianello, complimenti, complimenti. Direttamente sul gradino più alto. Direttamente sul gradino più alto, un applauso! Che emozione alzare questo trofeo. Grazie Anna, stai un attimo qui che dopo facciamo una foto assieme al tuo collega. Invece per la categoria maschile il tempo è di 42,39, signori e signori. Thomas Cavagnin. Thomas, complimenti. E foto assieme, tutte e 2 sul gradino più alto, ci state? Sì, sono grandi abbastanza. Venite anche Stefano e Lorenzo. Al termine di questa foto chiederei ai nostri ospiti di rimanere sul podio perché vorrei chiamare tutta la squadra per una foto.
Eccoli qua allora, pronti? Se ne vanno in tre, ma sono in 6 ora alla caccia dei 3 fuggitivi, una ventina di metri di vantaggio. Il numero 2 è di Emmanuel Sikuku, il numero 10 è di Munio Solomon Mutai, poi c'è Naibei, numero 16 di Emmanuel Rutto Naibei. C'è Mutai che ha un 2,8, un drappello che torna compatto. 1, 2, 3, 4, 8 sono al comando, erano in 17 fino al chilometro 15, attenzione che è arrivata, gira Mutai, attenzione perché Mutai ha un privato personale di 2 ore, 8 minuti e 25 secondi ottenuto alla maratona di Vienna nel 2019, Mutai è un ugandese, piano per testa della gara femminile, sono tutta là, drappello di 6 donne al comando della classifica provvisoria con Persi che le porterà fino al traguardo. C'è anche Gambino con loro, Naibei, Etiopia con Lemi Bei, Kenya ancora con Langate, Etiopia con Abdu Ibron, Kenya con Menchik, poi ancora Etiopia, Petenia, Bebe e Tilahun. Questi gli atleti al comando della classifica provvisoria della 36esima edizione Win Venice Marathon. Naibei contro Mutai.
progetti in frutto Tokyo, terzo tempo dell'anno, e 2-4-14 l'ultima rete da Mirata Tola, sempre a Tokyo, in casa Italia, il miglior tempo stagionale è di 2-0-34 di Giulia Sawani. Questo gruppo grazie, coloratissime. Lo accogliamo con un applauso perché è stata una battaglia sotto ogni punto di vista. Ci ha provato, ci ha creduto. Facciamo un passo tutti, grazie, due anche. Carimi, numero F6 di Rebecca Cancoco Cesira, numero F9 di Evania Nimbona, numero F10 di Caroline Gelette Corir. Lucy Carimi al comando, Lucy Carimi scappa ed è un primato personale di 2 ore 24 minuti e 24 secondi ottenuto a Ginevra. Guardate gli applausi del pubblico che si avvicina. Khalid Shmali. Il suo nome è Lucy Carimi. È pronta ad accogliere in altrettanto modo regale la regina Salvatore Gambino. Ci avviciniamo al fatidico ultimo ponte e non è il titolo di un film, è l'ultimo ponte della Win Venice Marathon. Signore e signori, la regina 2022 si chiama Lucy Carimi.
uscirà con il nostro Leonardo del Giovanni, uno spagnolo e un italiano. Allora, Andrea Paggiari, l'arrivo tutto tuo, un arrivo di qualità per lui. To win, Cristian Vezzù, Proaccio, dottor Andrea Berna, Banca IFIS, tra le altre cose il titolo anche le premiazioni che ci regala sempre le foto, bellissime, grazie. E naturalmente il vice sindaco Andrea Tomaello, che preghiamo magari di darci un saluto, un altro che è l'ennesimo della giornata. Grazie a tutti, soprattutto a chi sostiene questo importante evento che ormai è diventato l'evento principale sportivo non solo della città di Venezia ma di tutto il nostro territorio. Quindi anche grazie a tutti i volontari che sono stati impegnati oggi in tutto il percorso, alla protezione civile, alla polizia locale, alle forze dell'ordine, tutti i volontari più in generale che hanno dato una mano perché l'evento sia riuscito al meglio, e poi soprattutto all'edizione dei record di tempo, ma record di caldo, perché visto che fa anche caldo oggi, e record anche forse di partecipanti e di entusiasmo che c'è stato, quindi veramente un complimenti a tutti e ci vediamo il prossimo anno, bravi, complimenti. Allora mi dice il collega Adriano Pellizzon che le vincitrici sono qua, quindi possiamo procedere. Ecco, arriva anche il presidente Piero Rosa Salva. So here we are ready to start the woman prize giving of this 36th Win Venice Marathon, ladies and gentlemen. And here we are with our special guest on stage to welcome on stage. She is from Kenya. The time was 2 hours 29 and 46. A big applause for the third place, number 10, Jebet Caroline Korir, Kenya. Congratulations. Here's the president, Piero Rosa Salva. Premia dottor Andrea Berna assieme al vice sindaco Andrea Tomaello. Andrea Berna, responsible for IFIS Bank, and the Vice Mayor Andrea Tomaello. Grazie alla storia che con noi quest'anno ci delizia della sua presenza. Cristian Vezzù, grazie, Proaction, sempre con noi, vi siete da tutti, assieme a San Benedetto interviamo, sentiamo e trattiamo. Grazie Alessio. Possiamo andare, bene, ecco qua. Stavamo dicendo dal Kenya con il tempo di 2 ore 29 e 14. From Kenya 2 hours 29 and 14. The second place, ladies and gentlemen, al secondo posto. She is Rebecca Kagogo Cesir. Presidente Piero Rosa Salva, assieme ad Alessio Lanà, Mattia Bastone. Ecco qua, immortaliamo questi momenti importanti. Podio femminile della 36esima maratona di Venezia, la Win Venice Marathon. Jebet Caroline Korir al terzo posto e Rebecca Kagogo Cesir al secondo posto. E allora ci siamo, here we are, ready to welcome the winner. She is once again from Kenya. Ancora una volta dal Kenya. The time is 2 hours 28:12, 2 ore 28 e 12. Ladies and gentlemen, signore e signori, and the winner is Lucy Karimi! Premia il vice sindaco Andrea Tomaello, dottor Andrea Berna.
thank you so much. Ethiopia, the time 2:09:54, 2:09:54. A big applause for ABB Tefese delle Legne. Premia Presidente di Coldiretti Venezia e Alessio Ranallo, Oca. Cristian l'onore della bottiglia. Dottor Bernard l'onore dei biscotti. Parmisano, grazie a Francesco che oggi non è venuto con noi. E poi abbiamo... Avanti Miki, vai. Grazie Lorenzo al secondo posto. Ancora una volta lui è keniano con il tempo di 2:09:41. So he's from Kenya, 2:09:41, the best time for today. Ladies and gentlemen, the name is Emanuele Ruto Naibei. Premia Mattia Bazzoni, Alessio Ranallo. Bazzoni che consegna la coppa. Emanuele Ruto Naibei al secondo posto e ABB Tefese delle Legne al terzo posto, che assieme a tutti noi signori e signori, assieme a voi accogliamo con un grande applauso. Lui ha infranto e ha battuto il tempo della maratona di Venezia con 2 ore 8 e 10. Lui viene dall'Uganda. He's from Uganda. Best time of the race, 2 hours 08:10. Ladies and gentlemen, a big applause and make some noise for Munio Salomon Mutai! Premio Presidente Piero La Salva, il vice sindaco Andrea Tomaello e il responsabile Road Running World Athletics Alessio Punzi. Grazie Alessio, grazie Cristian. Che ci ha permesso anche quest'anno di partecipare in grande numero, soprattutto rappresentanti dalle nostre donne in rosa, per promuovere ancora una volta la prevenzione. Ho qui l'onore di avere anche il nostro Presidente nazionale, a cui velocemente passo la parola, per premiare alcune persone simbolo di questa manifestazione che si è svolta per noi. Una manifestazione che significa vita, perché uno dei presidi fondamentali della prevenzione primaria è la regolare attività fisica, e la regolare attività fisica significa poter prevenire qualsiasi tipo di patologia, di malattia, anche il cancro. Di qui quindi il mio ringraziamento, perché avete dato un esempio anche di come dobbiamo mantenere sana la nostra comunità. Grazie. Grazie. Linda Damiano, un saluto. A una premiazione simbolica. Io devo premiare veramente con entusiasmo le persone che ci hanno aiutato e supportato in questa avventura. Quindi chiedo al professor Schitturi di premiare per prima la nostra Presidente del Consiglio Comunale, che oltre ad averci supportato ha corso anche oggi, anche lei, questa gara con grande forza. Grazie.
Ecco qui allora. Coppa. Ma non sa perché meriti di salire. Dai su. Ecco qua. Coppa simbolica. Coppa simbolica. A testimoniare questi 100 anni a Venezia. Visto che ci sei, un saluto e 2 parole. Assolutamente. Eccoci qua. Devo dire che questo ottobre rosa per la prevenzione del tumore al seno è straordinario. 80 eventi su tutto il territorio, dalla terraferma alle isole, al centro storico. Insomma, tanta partecipazione, tanta sensibilità e generosità da parte di tutto il territorio. Mi emoziona questa coppa che io dedico a tutte le mie donne in rosa, a tutte le nostre donne in rosa che stanno lottando per la vita, e da oggi qui parte un messaggio di speranza e non di malattia. La prevenzione è vita. Grazie, grazie alla Linda. Grazie Linda. Grazie. Carlo. Vorrei premiare anche veramente con gioia una persona particolare, è Rachele Sacco. Rachele Sacco, tra le altre cose, è l'ideatrice del Vaporetto Rosa, che tutti quanti voi avete visto passare per Venezia, per la Laguna Veneta, portando ancora una volta questo messaggio di prevenzione. Siamo commossi, quindi, e oltretutto anche lei ha partecipato a questa corsa e quindi ci ha dato un ulteriore supporto della nostra missione. Questa è la premia propaganda. Saliamo sul podio ovviamente, ecco qui, bene. Un applauso. Ecco, dividiamo il gradino più alto assieme. Credo che possiamo fare una foto di gruppo tutti assieme adesso. Abbiamo ancora l'ultimo premio. Ok, allora un attimino signore. Che vorrei che il professor Schittulli consegnasse da Maria De Cave come rappresentante di tutte le donne italiane che muovono per la lista con Dragon Boat, conquistando la salute, la forma fisica e anche un certo sollievo psicologico dopo la malattia. Questo premio lo facciamo insieme anche a chi è già stato premiato, proprio per passare il testimone della vita. Prego. Fotografia. Grazie alla Lild, super. Avanti tutta, la gara è vostra. Grazie, momenti veramente speciali. Ritorniamo in postazione dove continuiamo ad accompagnare l'arrivo dei nostri